Buonasera, bentornati a Dai Reporter Sera. Questa sera parleremo di immigrazione, di come l'Italia e l'Europa stia trattando il tema dell'immigrazione e dei profughi in particolare. Vediamo un'Europa che tende a defilarsi, reazioni diverse, un'Ungheria che vuole costruire un muro, la Francia che chiude le frontiere, un'Italia che prova nel 2014, abbiamo visto, a non rispettare l'accordo di Dublino cercando di far passare le frontiere ai profughi che dovremmo invece, secondo gli accordi siglati, tenerci in Italia in quanto sbarcati sulle nostre coste. E oggi si parla di un piano B. Noi questa sera ne parleremo perché quelli che avete visto sono i volti delle persone ieri arrivate a Padova, sbarcate in Sicilia, 27 persone che accogliamo a Padova per capire se sono profughi o se sono immigrati irregolari. Tra le 27 persone 5 bambini che avete visto, chi malato di scabbia, chi senza scarpe, è anche un discorso di dignità umana. Questa sera i nostri ospiti, con noi Stefano Valdegamberi, consigliere Regione del Veneto, buonasera. Buonasera. Benvenuto e grazie. Poi Simone Scarabel, consigliere regionale del Veneto, Movimento 5 Stelle, mi permetto di dire neoconsigliere, neoeletto, quindi in bocca al lupo per questa sua attività politica in Regione. Ermanno Casene, il mio direttore responsabile, buonasera. Buonasera. A lei il benvenuto non lo do, fa gli onori di casa direttamente. Fausto Fanelli, Sindacato Polizia COISP Veneto, buonasera e bentornato nei nostri studi. Damiano Zecchinato, buonasera. Damiano Zecchinato, Sindaco di Vigonovo, buonasera e benvenuto. Buonasera. E abbiamo poi Roberto Caon, parlamentare, gruppo misto, buonasera e benvenuto anche a lei. Allora, gli arrivi di ieri, abbiamo visto 27 persone, qualche fotografia rende l'idea di quello che sta succedendo. Arrivano persone scalze, spesso malnutrite a seguito di un viaggio sicuramente burrascoso perché attraversano il mare, probabilmente spinte dalla disperazione. Il nostro paese non è supportato però dall'Europa, quantomeno la politica non è una politica concorde e coesa nel trovare delle soluzioni nel medio, nel breve, nel medio e nel lungo termine. Io partirei con Fanelli, lei lavora nel quotidiano di fianco a queste realtà, le vede da vicino, ha visto ieri stesso poi l'arrivo di queste persone che sono poi peraltro un esempio di quello che vediamo ogni giorno ormai nel nostro paese. Il problema è reale o stiamo sopravvalutando o sovrastimando un problema? No, non è un problema realissimo, concreto, tangibile. Un problema dove si tocca con mano, soprattutto noi che lavoriamo a stretto contatto, che siamo i primi di questa società addetti a contenere, a limitare questa emergenza, a trovare una soluzione temporanea a questo problema veramente epocale. Li viviamo ogni giorno, la tocchiamo con mano, la disperazione, la tristezza e anche in un certo modo anche la speranza negli occhi di queste persone che approdano nel nostro paese. Certo che averli vicino, averli a faccia e sentire le loro storie, vedere i loro segni sulla loro pelle, vedere le fatiche, le torture, le restrizioni che hanno dovuto subire, perché non è solo un mare il grande ostacolo di queste persone. Queste persone vengono anche da ben più lontano del solo canale siciliano, insomma. Vengono dall'Eritrea, attraversano il deserto, vengono dalla zona subsahariana, fanno dei viaggi impressionanti, poi tra l'altro ci hanno raccontato che insomma è un viaggio fatto a tappe dove devono pagare chiunque essi incontrano, dal carovaniere al poliziotto, il doganiere, il frontaliere, insomma fino ad arrivare finalmente sulle nostre coste, che sono ormai ovviamente con tutti i sacrifici di una vita, che poi sono anche quelli presi i risparmi anche di una famiglia, perché non sono solo i soldi che hanno loro, sono tutta la famiglia che si indebitano, certo, per mandare magari il più giovane, mandare il ragazzo di famiglia verso un nuovo orizzonte, una nuova speranza, un nuovo futuro. E queste sono cose che veramente ti rattristano.
C'è comunque poi anche il problema, e poi ne discuteremo nel corso della trasmissione, il problema organizzativo, l'accoglienza, il problema giuridico, il problema legislativo, il problema europeo, quello poi ne discuteremo. Diciamo che il problema l'Italia da sola non può risolvere, No, non lo può affrontare, gli sbarchi avvengono nel nostro sud Italia, ma le problematiche le vediamo al nord, lungo i confini. Sì, è un principio come la spugna, a un certo momento arriva a un certo momento che c'è una saturazione. L'Italia è un paese con una memoria, con una cultura estremamente solidale, ospitale, cattolica, volta a aiutare anche il prossimo, ma credo che comunque a un certo momento c'è un punto in cui bisogna fermarsi e chiamare anche la responsabilità l'Europa intera. La responsabilità politica di trovare delle soluzioni. Caon, chiedo a lei, il problema lo vediamo sui confini perché appunto questi extracomunitari, migranti, profughi e non profughi cercano il centro dell'Europa, la Germania, il nord Europa, perché c'è una parentela, ci sono dei contatti diversi e cercano quindi delle vie di fuga per uscire anche dal nostro paese che è solo un transito. Purtroppo l'Europa non si comporta molto bene. L'ennesima volta che l'Europa non esiste. L'Europa esiste quando gli fa comodo a loro, forse per qualche trattato o per qualche misura restrittiva. In questo caso qua, che dovrebbe fare un passo, far vedere che c'è, gli stati si chiudono su se stessi e ognuno fa quello che vuole. Ma è uno scarso peso politico che ha l'Italia in Europa questo? Beh, questo si vede da anni. Basta solo ricordare che abbiamo 2 Marò da anni fuori e nessuno ha fatto niente. Se ci fosse un peso politico diverso, io dico che la Mogherini è inesistente, il ministro degli esteri non si sa neanche chi sia, il ministro della difesa è uguale. Poi ci mettiamo Renzi che fa la politica delle slide, ma della concretezza c'è niente, c'è zero. Allora vediamo i risultati. Questi sono i risultati, che non riusciamo a intercedere con l'Europa e secondo me bisogna anche avere la possibilità di contrattare con l'Europa, dare come abbiamo fatto vedere anche noi l'altro giorno, che abbiamo fatto una conferenza stampa con Flavio Tosi qui a Torreglia, dicendo diamo il permesso di soggiorno umanitario, cioè per tutti, per il discorso umanitario, così potete correre per 6 mesi in tutta l'Europa. Quando cominceranno ad annidarsi vicino alle grandi capitali, Berlino, Parigi, Londra, Bonn, Stoccarda, Monaco, allora anche l'Europa comincerà a preoccuparsi che non è solo un problema italiano. Può essere questo il famoso piano B di Renzi? Ma guardi, il piano B di Renzi non lo so, perché lui è abituato a slide, perciò bisognerà capire cosa vorrà fare con le slide quando verrà fuori, però io sono convinto, per esempio, se fossi io metterei anche sopra il piatto, abbiamo 5.000 militari in giro per il mondo per missioni di pace, se la comunità, diciamo, internazionale a questo punto, nessuno ci ascolta del nostro problema che stiamo affrontando, comincia a tirare a casa 500 militari al mese. Vogliamo vedere se chi va, cioè a un certo punto bisogna mettere sul piatto, perché se non viene ascoltato bisogna cominciare a mettere sul piatto alla bilancia qualcosa che può essere così determinante per essere ascoltati di più. Noi abbiamo realizzato un servizio, ci siamo spostati verso Bolzano, volevamo capire tra Bolzano e il Brennero cosa sta succedendo nelle stazioni ferroviarie, perché appunto è tramite i treni che queste persone cercano di spostarsi e raggiungere appunto il centro Europa e il nord Europa. Vediamo il primo contributo di Alice Bragantini. Ci troviamo nella stazione di Bolzano, dove ogni giorno arrivano centinaia di immigrati di ogni etnia, principalmente eritrei, ma arrivano anche dalla Siria e dalla Somalia. Arrivano qui dichiarando di non volersi fermare, ma di continuare il loro tragitto verso il nord Europa e verso la Germania. Arrivano a Bolzano con gli Eurocity, 5 ogni giorno, e arrivano direttamente da Roma. Questa mattina con l'Eurocity delle 8 ne sono arrivati 130. Su questo treno regionale non c'è più nessuno. Questa mattina alle 8:30 i 130 sono partiti e si sono diretti verso il Brennero e verso oltre confine. Ricordiamo che le frontiere sono di nuovo aperte dopo che per la sospensione dell'accordo di Schengen sono rimaste chiuse per circa 3 settimane. Il
periodo notificato da Berlino in occasione del G7 in Baviera andava dal 27 maggio al 15 giugno. La polizia tedesca e austriaca aveva rinforzato i presidi e intensificato i controlli, in particolare sul Brennero, asse che collega Verona ad Innsbruck e Monaco, passando per la frontiera. Chi era sprovvisto di documenti, praticamente tutti i migranti, veniva rispedito indietro. Viaggiare non è un crimine, ripetono. Dalla riapertura delle frontiere i controlli risultano diminuiti, le forze di polizia sono sempre più ridotte e sono continui i tentativi da parte dei clandestini di proseguire il viaggio per raggiungere il nord Europa. Assistiamo anche a una specie di pantomima sostanzialmente, perché qui con l'aggravante di dover accettare quello che decidono gli altri stati. Ecco, questo è l'aspetto che abbiamo criticato spessissimo, anche perché c'è questo benedetto maledetto accordo di Dublino che ci condanna a tenerci, a gestire in pratica quasi tutta l'immigrazione verso l'Europa, perché la piattaforma di arrivo è il nostro paese. Non si capisce perché ciò non succeda in Grecia o in Spagna, che avrebbero le caratteristiche geografiche per avere il nostro stesso problema, succede solo da noi. Professor Casen, perché succede solo da noi? Perché le coste della Grecia, della Spagna non sono prese d'assalto come invece accade per l'Italia? Io credo che sia una grossa disinformazione, a partire dai giornali, in quello che è il vero fenomeno che stiamo subendo, le origini, le motivazioni, le cause, gli effetti, l'accordo di Dublino compreso. L'accordo di Dublino dice che un paese che ha dei confini, chiunque passa i confini di quel paese è tenuto a prendersi la responsabilità di chi entra. Questo vale per l'Inghilterra, questo vale per la Germania, questo vale per qualsiasi paese d'Europa. Di conseguenza, se in Germania arrivano, supponiamo che fosse un paese dove arrivano i russi, no, in grande quantità perché c'è un esodo biblico, come sta succedendo con l'Africa, la Germania se li dovrebbe tenere. Quindi è un principio sacrosanto. Cosa succede in Italia? In Italia succede che noi non riusciamo a far rispettare le frontiere. E per questo principio dicono ve li dovete tenere. Allora, qui possiamo discutere sulla questione se siamo buoni o siamo cattivi, ma questo fenomeno non è legato a qualche milione di profughi o di persone che vogliono andare a stare meglio come è giusto che sia, ma è un problema di 1 miliardo di africani che stanno nella stessa maniera. Allora, mi dite se io risolvo un problema, se ne faccio passare 100, 100.000, 10 milioni, non ho risolto nulla. Oggi sono poche decine di migliaia. Allora, è come se mi venisse il raffreddore perché sono malato di tumore. Siccome sono debole, mi viene il raffreddore, quindi vengo curato con l'aspirina, ma non vado a cercare il mio medico, non cerca la causa dei miei problemi e quindi cerca di curare il mio raffreddore e basta. E la stessa cosa succede. Allora, quando Blair dice vi diamo tutto il supporto che volete, ma il problema rimane vostro, non ha torto. E vi spiego perché. Se dovesse inclinarsi questo principio, loro hanno un problema mondiale perché hanno il Commonwealth. Di conseguenza chiunque, dal ugandese, potrebbe chiedere per lo stesso principio di accedere in Inghilterra e loro ci dovrebbero tenere tutti i collegati, diciamo, al grosso gruppo che fa parte del Commonwealth. Questa è la problematica più importante. L'altra problematica è che, per esempio, la Germania ha una quantità
di immigrati che peraltro per loro capacità organizzativa hanno già collocato all'interno delle aziende, all'interno delle fabbriche e sono funzionali all'organizzazione e alla produzione di un'economia buona e sana che è in Germania, cosa che non sappiamo fare noi. Allora, noi possiamo dire dateci una mano perché stiamo soffocando, ma non possiamo invocare un principio perché questo principio l'abbiamo disatteso noi. Se poi andiamo a vedere chi ci lucra sopra a questa invasione, allora scopriamo che ci sono le mafie, che ci sono organizzazioni, va bene, turistiche, diciamo, tra virgolette, che organizzano questo travaso di persone che ovviamente a casa loro non sta bene, riuniscono la famiglia, riescono a farsi mettere in qualche maniera, gli mettono in tasca dai 5 ai 10.000 dollari e cominciano questo percorso. Un percorso che però non è certo. E vengono pubblicizzati questi percorsi e vengono ingaggiate queste persone e vengono messe nei vari tranelli e quando purtroppo a volte ci lasciano le penne sul mare, la cosa è dannosa e triste, però non c'è da parte né dell'Europa né da parte dell'Italia qualcosa che faccia in maniera tale che questa gente se ne stia a casa e che abbia possibilità di fare una vita decente in Africa. E qui si aprirebbe un altro discorso. Questo è l'effetto di quello che è successo in Africa nei secoli precedenti, in particolare l'ultimo, quindi la invasione dell'Africa da parte di tutta l'Europa, oggi della Cina, che stanno sfruttando l'Africa fino all'ennesima potenza e quindi costringono questa gente alla miseria e quindi all'emigrazione. Allora, se l'Europa dovesse fare qualcosa, dovrebbe riunirsi, creare i presupposti per creare un'economia in Africa che in questo momento non c'è. E noi proprio sul tema abbiamo intervistato Flavia Bustreo. Chiedo di stravolgere la scaletta alla regia, l'ultimo dei contributi, lo sentiamo adesso, vice direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A suo parere, come si sta affrontando l'emergenza profughi in Europa, ma soprattutto in Italia? Credo che l'emergenza profughi vada affrontata con una visione anche più lunga di durata, che si focalizzi sull'aspetto di prevenzione, sulla comprensione delle motivazioni per cui questi profughi cominciano questo percorso difficile, pericoloso, rischioso e soprattutto mi preoccupano queste donne e questi bambini che cercano assistenza sanitaria che non trovano per esempio in paesi come la Siria o come la Libia, e non è un caso che abbiamo visto dalle immagini moltissime donne che arrivano sono in stato interessante, anche alcuni parti che succedono nel tragitto, quindi questa visione di comprendere il problema alla base e di cercare delle strategie anche di prevenzione che siano nei paesi da cui questi migranti originano, secondo me non c'è, ancora non è messa in cantiere ed è importantissima come strategia di lunga visione. Manca una visione d'insieme, una strategia nel lungo termine. Valdegamberi. Effettivamente è così. Noi abbiamo delle responsabilità, io sono d'accordo sul ragionamento che ha fatto il professor Casen, che effettivamente noi non possiamo sempre dare la colpa all'Europa. È mancata da parte di tutti noi, è mancata da parte dell'Italia, da parte dell'Europa anche una politica sull'Africa che sia di vera cooperazione e collaborazione, anzi siamo andati a destabilizzare soprattutto l'altra sponda del Mediterraneo, dalla Libia all'Egitto, alla Siria. Noi abbiamo bombardato per esportare la democrazia, abbiamo partecipato all'azione degli americani contro Saddam e poi abbiamo visto che democrazia abbiamo esportato, abbiamo creato l'ISIS e l'abbiamo fatto prolificare, espandersi eccetera, quindi noi abbiamo una grande responsabilità. È facile andare a buttare le bombe sulla testa delle persone, è più difficile poi a rigarantire un ordine in quei paesi. Noi dalla Libia abbiamo buttato le bombe, poi siamo scappati, adesso abbiamo lasciato in buona parte del paese in mano alle bande, all'anarchia, con due governi, uno da una parte e uno dall'altra, è troppo facile chiamarsi fuori dalla partita. Io sono dell'opinione che dobbiamo semmai, sotto mani legitime dell'ONU, intervenire in Libia.
Libia, dobbiamo intervenire dove abbiamo fatto questi danni, dobbiamo andare lì a collaborare, cooperare, portare anche le nostre truppe che oggi sono disperse in giro per il mondo, qui vicino a casa, perché prima di tutto dobbiamo tutelare i confini e anche le situazioni di questi paesi dove abbiamo noi contribuito a destabilizzare. Io credo che la cosa che dobbiamo fare è semplicemente questa: noi non possiamo continuare una politica a valle nel cercare di tamponare le cose se non andiamo a monte a rimuovere le cause. Noi dobbiamo intervenire in Africa con la cooperazione prima di tutto, con dei programmi forti, ma anche mettendo l'ordine anche dal punto di vista militare, magari sotto legge delle Nazioni Unite dobbiamo rimettere l'ordine e dare una mano a quei paesi a ricostruire un potere che sia legittimato in grado di sradicare completamente le bande criminali e interrompere questo flusso. Non è certo con l'accoglienza che risolviamo il problema, anzi forse diventiamo anche noi complici di un flusso che è destinato ad incrementarsi. Ecco, e poi dovremmo fare due distinzioni: dovremmo distinguere il profugo, colui che fugge da un luogo veramente colpito dove rischia la vita per la guerra, da colui che invece cerca e diventa un clandestino di fatto perché cerca un'avventura nuova e un mondo diverso, migliore. È chiaro che tutti aspirano a migliorare la propria condizione, anche i nostri nonni lo facevano, anche i nostri bisnonni lo facevano anche 1000 anni fa, ma si muovevano già 1000 anni fa con dei contratti in mano, non venivano neanche gli immigrati, che io vengo da una zona dove sono arrivati i cimbri e ho studiato la storia, devo dire che anche nelle nostre montagne c'erano dei contratti che nel 1200-1300 venivano lì con dei contratti bene propri con i feudatari e quindi non si muoveva nessuno nel caos e nel caso, e si muovevano anche i veneti, sono stati immigrati nel mondo, ma prima facevano le visite sanitarie, andavano lì ed erano diciamo un'immigrazione programmata e guidata, non era il caos in cui oggi assistiamo. Quindi noi abbiamo il dovere di tutelare i nostri confini e di discernere soprattutto da chi chiede di essere accolto per motivi perché è profugo di guerra, per situazioni di pericolo alla propria persona, da chi invece cerca la scappatoia per arrivare qui in Europa. In questo senso le commissioni che valutano le domande che vengono effettuate proprio di asilo politico le vediamo operative in Veneto da gennaio, forse febbraio, prima ci rivolgevamo in Friuli, per cui anche una lungaggine io credo che vadano fatte direttamente dall'altra sponda del Mediterraneo. Noi dobbiamo intervenire in Africa, dobbiamo intervenire in Libia nei punti di partenza e dobbiamo avere sotto il patrocinio dell'ONU e in accordo con i governi locali noi dobbiamo andare lì. Noi certamente abbiamo i militari, si diceva prima, in tutto il mondo, e dove servono qua vicino a casa non li abbiamo. Zecchinato, quando non c'è una politica di ampio respiro, quindi italiana e europea, poi i comuni devono affrontare singolarmente nel proprio piccolo le problematiche, ma sono problematiche nel piccolissimo termine, per cui anche un potere risolutivo assolutamente limitato a quello che è la propria area di competenza. Sì, diciamo che noi comuni abbiamo ben altri problemi in questo momento che non accogliere i profughi. Personalmente è un problema che ci porta sul territorio il Ministero dell'Interno, quindi per me è un problema tutto del Ministro Alfano in questo momento, dal momento che il Ministro della Difesa non riesce a garantire i nostri confini sulla difesa, visto che siamo l'unico Stato che abbiamo affidato la nostra difesa dei confini al Meteo, perché tutti gli altri Stati usano l'esercito e la marina, noi li abbiamo affidati purtroppo al Meteo. Quando è bello purtroppo ci preoccupiamo, quando è brutto stiamo un attimo tranquilli, e purtroppo questa è la triste realtà di questo Stato. E poi scaricare tutti questi profughi nei nostri comuni, suddividerli per solidarietà. Io sono cattolico, per carità, io non dico neanche di no dal punto di vista umano e cattolico, però da amministratore devo fare delle scelte, devo fare dei calcoli ben precisi e quindi mi vedo costretto prima a anteporre dei problemi. Io per esempio conosco benissimo delle persone e li vedo tutti i giorni, vedo dei pensionati che hanno 470 euro al mese che non arrivano neanche a metà del mese, vengono da me persone che hanno perso posti di lavoro, persone che non hanno più soldi per mandare a scuola i figli, persone che non hanno più a comprarsi medicine e così via. Noi sindaci dobbiamo fare una scelta sul territorio, e visto che non posso andare in giro per il paese e continuare magari a mantenere
e a spendere, anche se non li spendo generalmente con il mio stanziamento di bilancio del comune, i 1.100-1.200 euro per ogni profugo, ovviamente le persone anziane e i cittadini mi chiedono conto di questo. Questo è uno Stato che dovrebbe prima pensare a mettere a posto se stesso, a mettere a proprio i posti ai cittadini, a creare dei posti di lavoro, a tagliare il cuneo fiscale, ad abbassare le tasse per rendere competitive le imprese, abbassare il costo del lavoro. Sembra un po' la guerra dei poveri questa. Così via. Il scaricare, povero, diciamo, il poverissimo dall'altra parte, per cui proprio veramente siamo, questa non gestione dello Stato italiano e dei flussi migratori riconduce le persone, appunto, lei parla delle persone anziane che non arrivano a fine mese, ma si riduce alla guerra tra poveri. Sì, ma purtroppo è la guerra dei poveri. Se lei fa presente che lo Stato non riesce a garantire nemmeno il sussidio ai propri cittadini, questo la dice lunga come facciamo a mantenere, a spendere 1.100-1.200 euro al mese per i profughi, e questo crea una forma di discriminazione e di malcontento. Poi se la mettiamo che un nostro, come si può dire, una persona che è malata, un disabile che magari su una sedia a rotella, per il nostro Stato vale 280 euro al mese. Cioè figuriamoci, poi gli diamo 460 euro di accompagnamento, figuriamoci se con 700 euro questa persona dovrebbe vivere, però spendiamo 1200 euro, c'è qualcosa che non funziona, e scaricare tutto questo peso verso diciamo, i sindaci, che hanno ben altro in questo momento, quei tagli ai trasferimenti e con questa forma di autonomia impositiva, perché noi stiamo mettendo 2 volte le tasse ai cittadini, per la seconda volta noi siamo i parafulmini della società e metto 2 volte le tasse ai miei cittadini, che non è certo la mia idea politica, praticamente non è certo la mia cultura, e questo la dice lunga, diciamo, sullo Stato che si va a creare, e quindi sul disagio. Io ho parlato con i miei cittadini e di qualsiasi estrazione sociale e politica non c'è stata una persona che sia stata solidale, che abbia detto: sindaco, no, tu dovresti accogliere i profughi, cioè non ce n'è stato uno. Quindi questo la dice lunga anche sullo stato d'animo dei nostri cittadini. Certo, Movimento 5 Stelle come si pone in questo senso? L'accoglienza dei profughi peraltro utilizza fondi europei, e c'è chi dice sì, ma sono fondi europei, quindi non andiamo a togliere dal tesoretto italiano, possiamo dirlo? In realtà vicini di casa abbiamo appunto il pensionato con 400 euro al mese e una persona che riesce ad arrivare a fine mese perché è sostenuta con questi fondi europei. È realmente la guerra dei poveri questa? Sì, sicuramente quando le persone stanno male, cioè, diventano un po' delle bestie. A un certo punto, quando ti toccano nel vivo, quando non hai da vivere, ti viene automatico scagliarti anche contro gli altri, perché prima tendi a salvaguardare te stesso, e questo è un problema. Non possiamo certo dire che è colpa dell'Europa se questo problema ce l'abbiamo in casa, perché le nostre politiche non hanno saputo dare al popolo italiano la dignità che merita. Noi abbiamo la nostra proposta del reddito di cittadinanza, che andrebbe anche in aiuto di questo, perché se le persone stessero meglio sicuramente sarebbero molto più solidali anche con chi in questo momento sta vivendo un'emergenza in Africa. Sul problema dell'immigrazione, strettamente dell'immigrazione, non credo che la soluzione sia monitorare i confini. È quello che abbiamo fatto fino a qualche tempo fa con l'operazione Mare Nostrum, e abbiamo visto che non era quella la soluzione. La soluzione appunto è andare in Africa e cercare nei loro paesi di distinguere, di vedere subito la differenza tra un profugo, tra un richiedente asilo e un clandestino normale, e se effettivamente quella persona ha il diritto di chiedere asilo, direttamente dall'Africa prendere e andare verso il paese che decide lui dove essere destinato. Se vuole andare in Germania perché ha dei parenti in Germania, in Francia, non possiamo stare qui ad aspettare che arrivino a casa nostra e poi fare queste figure con l'Europa. Un'altra cosa da dire sull'Europa: c'era un momento in cui noi dovevamo fare la nostra parte, era il semestre europeo. In quel semestre europeo noi ci siamo solamente preoccupati dello sforamento del 3% del PIL. Sul problema dell'immigrazione cosa ha fatto questo governo in Europa in quel momento dove doveva dire la sua parte? Io non ho ricordi che abbia fatto qualcosa. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra 2 minuti esatti per continuare a parlare di immigrazione, di profughi, e torneremo a Bolzano per vedere appunto cosa succede tra Bolzano e Brennero nelle stazioni di treni.